Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Andiamo subito a vedere insieme dunque gli appuntamenti dei prossimi giorni. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla Festa della Zucca che si svolgerà il 19 e il 20 e il 26 e il 27 ottobre. Avrete così la possibilità di degustare i famosi cappellacci ma anche tante altre specialità naturalmente a base di zucca. E poi ancora zucca fritta, crespelle, zucca in saor, dolci vari e molto altro ancora. La festa è gemellata con la Sagra della Zucca di San Carlo in provincia di Ferrara. Per saperne di più www.prolocosernaglia.it. Sabato 19 ottobre all'Auditorium Stefanini a Treviso un importante evento per raccogliere fondi a favore dell'associazione Ogni Giorno per Emma, la Onlus che si batte per la ricerca sull'atassia di Frederick. Alle 20:30 un concerto benefico, Il Suono del Cuore, con Massimo Scattolina alla chitarra e Paolo Tagliamento al violino. Ingresso ad offerta responsabile. Giovedì 17 ottobre i Papu in The Best Top Off a Villa Orba di Basigliano in provincia di Udine alle ore 21. I Papu hanno pensato di ripresentare una giocosa carrellata dei loro più noti personaggi, spaziando dai classici sketch di situazione alle loro più recenti caratterizzazioni. Lo spettacolo vuole essere una sorta di bilancio artistico, un entusiastico sguardo al passato, rivisto però con gli occhi di oggi. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione. È organizzata dalla FAO allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo e della malnutrizione. La giornata fu celebrata per la prima volta nel 1981 e si è scelto di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui, nel 1945, venne fondata proprio la FAO, che opera proprio in questo settore. La nostra giornata è fatta, come tutta la vita, di misteriose rispondenze e di sottili collegamenti. Leonardo Sciascia. La curiosità del territorio di oggi ci porta ad Arzignano. La città sorge nella valle del Chiampo, nella zona ovest della provincia di Vicenza. I capitelli votivi in questa zona sono stati ripresi dal vicino territorio montano, isolato per secoli. Hanno nel tempo assunto il significato di minuscoli santuari della strada, aggregatori di culto spontaneo, atti di fede collettiva o privata. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!